Per gli onori degli altari sono passati 18 anni e tra i testimoni sentiti dalla Congregazione delle Cause dei Santi c'è stato anche Benedetto XVI che proprio nella sua visita a Belluno nel 2004 disse di pregare Papa Luciani già come santo. Oggi l'annuncio ufficiale: Papa Giovanni Paolo I sarà beato. Papa Luciani è qui con il suo insegnamento, con il suo esempio, con il suo sorriso. Questo è il testo inciso sulla facciata della chiesa di Canale d'Agordo, il testo pronunciato da Papa Giovanni Paolo II in occasione della sua visita a Canale d'Agordo il 26 agosto 1979. A Canale d'Agordo la notizia è arrivata all'improvviso, nessuno si aspettava l'annuncio, accolto con stupore. Qual è la sensazione, l'emozione di oggi? Non sapevi neanche di che era. Hai sentito suonare le campane e dici, sarà festa. Sono contento, è un bel momento anche per tutto il paese, per la popolazione. Davanti alla casa natale di Albino Luciani si sta lavorando per la realizzazione di un camminamento e la posa di una panchina per agevolare riflessione e preghiera. Una devota esprime il suo pensiero lontano dalla telecamera. È stato per noi un grandissimo Papa, dice, spero che porti molta serenità nelle famiglie. Il direttore della Fondazione Papa Luciani, Loris Serafini, al telefono ricorda le parole del vescovo Vincenzo Savio. Fu lui nel 2003 a farsi carico della causa di beatificazione di Papa Luciani come modello di vita. Lui teneva tanto a una santità ordinaria, no? Diceva che si fa santi non facendo cose straordinarie, ma come diceva Papa Luciani, la Madonna si è fatta santa lavando scodelle, pelando patate o qualcosa di simile. Ecco, questa immagine che lui utilizzava la usava proprio per dire la necessità a tutti di farsi santi, cioè di essere cristiani appieno. Papa Francesco ha autorizzato la promulgazione del decreto riguardante il miracolo di guarigione di una bambina di 11 anni di Buenos Aires, attribuito all'intercessione di Giovanni Paolo I. Papa Bergoglio, che della capitale argentina è stato arcivescovo, ha ora il compito di firmare il decreto. Per la celebrazione ufficiale bisognerà attendere la prossima primavera.